Non era così scontata questa vittoria, considerando che venivate da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 partite con 8 gol subiti. Quali corde ha toccato per trasformare il Milan stasera dirompente, brillante, squadra con 17 gol, 17 tiri in totale, 9 nello specchio? Ho detto alla squadra che non possono essere due partite, negative, 2 sconfitte che ci possono togliere le convinzioni, le certezze che ci siamo creati con il nostro percorso da più di un anno che lavoriamo insieme. Poi ci sta, speravamo di fare meglio nelle ultime 2 settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare ancora più motivazione, ancora più forza, e credo che abbiamo fatto un primo tempo eccezionale dove siamo stati solamente non capaci di concretizzare di più, perché meritavamo qualche gol in più. Poi giocavamo contro una grande squadra come la Roma, ci sta anche di subire. È stata una bella partita con ritmo, con intensità, come piace a noi. È una vittoria importante, perché insomma ci fa uscire da una situazione, da 2 settimane un po' particolare, quindi complimenti ai ragazzi. Tra le cose eccezionali, come ha detto lei, ci è sembrata anche la prestazione di Tomori, perché insomma, non è facile, no? È arrivato da poco in Italia, che se lo conosciamo dai tempi del Chelsea, però ha fatto recupero su Veretù impressionante, proprio da velocista. Mi chiedo se si aspettava, ecco, una prestazione con questa personalità. Sì, perché comunque ha cominciato da subito a giocare con questo livello, con questa personalità. È entrato subito, credo, nel derby di Coppa Italia appena 2 giorni dopo arrivato da noi, e l'ha fatto subito con questa presenza, con questa forza. Poi dopo è chiaro che io continuo a credere che è il collettivo che permette poi ai singoli di esprimersi nel miglior modo possibile. Oggi tutta la squadra ha lavorato in un certo modo, tutta la squadra ha lavorato, siamo stati attivi in entrambe le fasi di gioco con tutti i giocatori. E ripeto, abbiamo vinto meritatamente una partita importante e difficile. Fabio Capello. Complimenti Stefano, hai giocato Ciao, Fabio, 20 minuti meravigliosi, veramente grande calcio, grande velocità, grande qualità. Però qualche volta quando vi ripartivano vi creavano dei problemi, ti preoccupava questo? Noi abbiamo provato a essere un po' più attendizi sulla loro costruzione, però poi quando tornavano indietro abbiamo l'abitudine di andare sui riferimenti, e loro hanno giocatori di grande velocità, di grande qualità. Qualche volta ci hanno preso, ma sono rischi che dobbiamo correre, che vogliamo correre quando siamo così compatti, quando siamo così aggressivi. Poi è chiaro che se sbagli un tempo d'uscita o se l'avversario è un po' più bravo nell'uscita, nella qualità, puoi correre qualche rischio. Però abbiamo anche recuperato finalmente più palloni nella metacampo avversaria, e facendo così siamo stati anche molto pericolosi. Quindi secondo me il nostro è un lavoro dove è un'analisi continua tra benefici e costi, e in questo momento sono stati più benefici dei costi dei nostri atteggiamenti. Paolo Di Canio. Sì, Stefano, allora io ho visto i primi 35 minuti il miglior Milan della stagione, perché fino a che eravate primi, con merito, cose ordinate, di qualità, con pazienza. Oggi siete andati a prendervi tutto il prima possibile, ma con una ferocia lucida, e questo mi è piaciuto molto. Però adesso hai parlato dei costi e benefici quando nei principi vuoi andare a aggredire l'avversario, invece nel secondo tempo hai sofferto quando non hanno avuto malizia, diciamo, e furbizia alcuni giocatori. Per esempio nella gestione Calabria sulla tre quarti gioca di prima una palla che può stoppare e giocare a 2 tempi. Brahim Diaz 2 o 3 volte che può prendere un fallo laterale, tirarlo addosso all'avversario. Lea un po' sufficiente che fa un tocchetto in mezzo a 2 e vi ripartono. Ecco, gliene parli, perché questo farebbe ancora di più la differenza, secondo me. Secondo me hai perfettamente ragione, ma fa parte del nostro percorso di crescita, nel senso che siamo comunque una squadra giovane, siamo una squadra che non può avere ancora tutte quelle furbizie, tutte quelle scaltrezze che una squadra esperta, che una squadra matura, che una squadra consapevole anche della propria forza riesce a mettere sul campo. Insomma, stiamo facendo qualcosa di veramente importante. Abbiamo 17 punti in più in classifica rispetto all'anno scorso, siamo in Europa League, l'anno scorso non avevamo questi impegni, siamo la squadra che ha giocato di più, e siamo la squadra più giovane, non ce lo dimentichiamo. Io non me lo dimentico, i ragazzi lo sanno che dobbiamo lavorare bene, che analizziamo tutto per cercare di continuare a crescere e migliorare, però questa è stata una prestazione con grande spirito, con grande qualità e con la volontà di provare a tornare a vincere ed esserci riusciti. È un
è una grande soddisfazione per i miei giocatori, perché ripeto, veniamo da 2 settimane insomma particolari, perché sapevamo che nelle partite sicuramente con Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi. Sandro, volevamo sapere anche poi le condizioni di Rebic che è uscito e Ibrahimovic anche, sei senza attaccante. Tutti e tre, anche Ciala, hanno avuto dei problemini muscolari, poi al momento sembrano più affaticamenti che problemi un po' più seri, però sai che valuteremo meglio domani. È chiaro che andiamo incontro a un periodo molto, molto importante, molto delicato e molto impegnativo, però insomma ho tanti giocatori e spero chiaramente di averne più possibile a disposizione per le prossime gare, perché è un momento credo decisivo per la nostra stagione, come per tutti, quindi speriamo che non siano cose gravi. Sandro. Ciao Stefano, complimenti, perché questa era una partita secondo me chiave proprio per questa fase finale della stagione, no? Proprio perché venivate da qualche risultato negativo e in questa fase ho sentito anche qualche critica secondo me di troppo nei vostri confronti, perché io ricordo sempre che l'obiettivo era la zona Champions. Adesso tu dopo questa vittoria sei sempre più in lotta anche per lo scudetto, però l'obiettivo iniziale della società era la zona Champions e mi piace sempre ricordarlo. Però in queste ultime settimane era come se, insomma, a un certo punto senza scudetto potrebbe venire fuori una delusione con un secondo o terzo posto, potrebbe essere letto come un risultato deludente. Ecco, tu hai avvertito questo clima, ti infastidisce un po' il fatto che ci possa essere delusione magari per un terzo posto alla fine della stagione? Io credo che questa sia solamente la verifica che il nostro ambiente, parlo ambiente calcio, è un mondo strano, è un mondo particolare, perché se solamente avessimo detto tutti che in questo momento del campionato, dopo credo 21 partite, 21 giornate, saremmo stati in classifica, ma prima di questa partita, prima della partita che abbiamo giocato stasera, secondi in classifica, nessuno ci avrebbe creduto. E se invece fossimo stati a 40 punti, quindi a solamente 3 punti per la lotta della Champions League, tutti avrebbero detto però il Milan sta facendo un ottimo campionato, è lì che finalmente se la gioca per la Champions, quindi è tutto strano, ma noi sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo con che obiettivi abbiamo iniziato il campionato, sappiamo il nostro percorso e continuo a ripetere all'inizio dell'anno che quest'anno sono 7 squadre veramente forti e arrivare nelle prime 4 saranno molto contente di arrivare nelle prime 4 e le altre saranno sicuramente più deluse. Noi vogliamo provare a essere tra quelli contenti. La colpa è tua perché hai creato l'illusione, insomma, l'importanza del risultato. No, ma è chiaro che noi siamo andati forte per tanto tempo e abbiamo alzato le aspettative, ma questo sì. Dobbiamo salutarti. Velocissimo, sì o no? Ma hai fatto come quegli allenatori che mettono gli articoli dei giornali che vi davano già per morti nello spogliatoio e hai detto ai giocatori: guarda un po' che dicono. Ho fatto vedere un paio di trasmissioni vostre del club e ho fatto sentire i vostri commenti. No, non è vero. È per quello che hai vinto, però. Ti abbiamo stimolato. È per quello che hai vinto. La cosa bella, la cosa che mi piace tantissimo di questo gruppo è che è un gruppo molto giovane, ma molto responsabile, e quindi è un gruppo che ha sofferto queste 2 settimane, perché quando sei così attaccato al tuo lavoro, attaccato ai tuoi colori, attaccato ai tuoi club, sapevamo di aver deluso i tifosi, quindi l'abbiamo un po', abbiamo fatto fatica a metabolizzarlo, però è bastato parlare chiaro. E non c'è stato bisogno di altre cose, perché soprattutto crediamo nel nostro lavoro e crediamo nelle nostre qualità, e sappiamo anche che sarà un percorso complicato, fatto di ostacoli, ma pronti a superarli. Era esattamente quello che ti aspettavi dai tuoi ragazzi oggi? Era quello che tutti volevamo. Sapevamo che le ultime settimane non eravamo riusciti a esprimere le nostre qualità, o almeno non con grande continuità durante l'arco dei 90 minuti. Sicuramente all'inizio ci ha dato molta fiducia, molta presenza dentro la partita, meritavamo e dovevamo fare qualche gol in più nella prima mezz'ora, però una bella partita tra 2 squadre che giocano un bel calcio e abbiamo vinto contro un avversario forte, quindi una serata positiva. La squadra è giovane, la più giovane della Serie A, però ha anche carattere, cioè oggi la cosa che ti riporti a Milano più importante è il carattere che è stato fatto vedere. Sono assolutamente d'accordo. Siamo giovani,
ma siamo molto responsabili. Queste grandi responsabilità ci hanno pesato un po' in queste 2 settimane, non riuscendo ad esprimerci per quanto potevamo, ma la reazione che abbiamo avuto oggi, che i ragazzi hanno avuto, dimostrano una maturità importante, quindi sotto questo aspetto abbiamo fatto dei passi avanti veramente significativi. Poi essere così giovani ha anche un lato oscuro, cioè nel secondo tempo voi avanti avete rischiato in contropiede, ecco quello è un peccato di gioventù. Sì, può essere, ma preferiamo rischiare così piuttosto che far fare la partita agli avversari. Poi è chiaro che qualche rischio ce lo prendiamo, ma quando poi i benefici sono superiori ai costi è bene continuare sulle nostre qualità e sulle nostre caratteristiche. L'ultima per me si sono fermati Çalhanoğlu, Ibra e Rebic, sono problemi muscolari chiaramente da valutare. Quanto sei preoccupato in questo momento della stagione che non è esattamente il massimo? Molto, sono molto preoccupato, è l'unica nota negativa della serata, ma spero che siano cose di contratture, di affaticamento, non di più, perché è chiaro che queste 3 settimane giocheremo ogni 3 giorni, tutte partite molto importanti in campionato, decisive in Europa League col Manchester, quindi speriamo di avere più giocatori possibili per poi poter anche farli ruotare, perché chiaramente le energie spese per giocare, per il nostro modo di giocare sono tante, quindi ho bisogno di energie fresche e pronte, speriamo che siano infortuni di poco tempo. Buonasera, innanzitutto complimenti. Ciao, buonasera. Hai parlato di risultati, costi e benefici, stai secondo in classifica, quindi è chiaro che il risultato è positivo. Ti chiedo però, obiettivamente, non aver segnato nella prima mezz'ora quando dovevate farne minimo 3, aver rischiato appunto di prendere il pareggio in contropiede fuori casa dopo aver ribaltato la partita, questo modo di giocare, tu hai parlato di bella partita, sei quindi tra quelli che vede queste partite come belle o tra quelli che credono che questo modo di giocare alla fine però non porti, così, non ti conduca a Dama, non ti porti ad alzare un trofeo, ecco questo voglio dire alla fine. No, noi ci sta conducendo Dama, se finisse oggi il nostro campionato avremmo fatto 17 punti in più rispetto all'anno scorso, siamo agli ottavi di Europa League, siamo la squadra in Italia che ha giocato di più, siamo la squadra in Italia più giovane, quindi i benefici sono molto evidenti e anche gli insegnamenti che abbiamo avuto nelle nostre sconfitte sono evidenti. Quando non abbiamo giocato con questa intensità e con questo ritmo, con questa voglia di attaccare, che abbiamo pagato. Quindi è bene insistere così, è bene giocare così, poi qualche rischio ce lo prendiamo, qualche situazione va sviluppata meglio, questo sicuramente sì, ma dobbiamo continuare così. E l'ultima domanda che ti faccio è: sei secondo in classifica, sei agli ottavi di finale di Europa League. Io ti chiedo se adesso il tuo obiettivo, la tua testa è allo scudetto, all'Europa League o alla Champions, la classificazione Champions, o a tutte e 3? La testa è alle ultime 15 partite di campionato e allo scontro col Manchester United, che ci ha dato anche una botta di adrenalina, perché è chiaro che affrontiamo la squadra favorita per vincere la competizione finale, ma siamo il Milan, dobbiamo assolutamente provarci, ma in questo momento non possiamo fare altro che dare il massimo e non possiamo scegliere né una né l'altra strada, perché faremo un errore, perché vincere l'Europa League sarà difficilissimo e anche arrivare nelle prime 4 del campionato sarà difficilissimo, quindi dobbiamo solamente spingere, credere in noi stessi, recuperare energia e dare il massimo da qua alla fine. Grazie.